Buongiorno care persone all'ascolto, un saluto da Un sorriso in più Onlus, io sono Paolo e per la rubrica Un viaggio nell'arte oggi vorrei raccontarvi di un'opera che si chiama Il bacio di Gustav Klimt, quindi sarà sicuramente un'opera con dei contorni, potremmo dire così, romantici. È un'opera di un artista austriaco che appartiene alla corrente dell'Art Nouveau, come viene conosciuta in tutta Europa. In Austria invece prende il nome di Secessione. Arte nuova, secessione, questo perché era una corrente artistica che si poneva idealmente in contrasto con quello che veniva prima. Perché? Perché se all'inizio dell'Ottocento ancora la pittura voleva delle forme classiche impostate delle persone, si arriverà alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, a privilegiare delle figure che invece esprimono più dei sentimenti, una rielaborazione dell'artista del reale. E proprio quest'opera di Klimt, chiamata Il bacio, ce ne dà una rappresentazione. Klimt nasce nel 1862 a Baumgarten, un piccolo paese dell'Austria. Il padre era un orafo e allora noi possiamo notare come nell'opera Il bacio di Klimt questo ritorno dell'oro è un elemento assolutamente molto importante, nonostante e inoltre, peraltro, Klimt è andato nel 1903 a Ravenna. Noi sappiamo che a Ravenna ci sono delle grandissime cattedrali ancora dell'impero romano, dell'inizio del 500 d.C., quindi dell'impero romano d'Oriente, perché una parte d'Italia era addirittura soggettata all'impero bizantino, e questo impero bizantino ha costruito a Ravenna una serie di chiese tutte ornate d'oro. Klimt nel 1903 va a Ravenna, vede queste bellissime chiese, se ne innamora e già avendo la passione, proprio perché il padre era orafo, di questo colore, inizia proprio a dipingere le sue opere con dei motivi d'oro. E il bacio di Klimt allora è una perfetta rappresentazione. L'oro da un lato non dà una prospettiva alle figure, noi vediamo tutto molto più schiacciato, però vediamo che in basso c'è un prato. Che cosa raffigura il bacio? Inevitabilmente, neanche a dirlo, raffigura due persone, un uomo e una donna. L'uomo che bacia la guancia della donna, la donna che è inginocchiata, noi lo vediamo per i piedi, e la donna tra l'altro utilizza il braccio per abbracciare, mentre l'uomo sta dando il bacio mettendo la mano dietro al suo collo. Ecco che questo gesto, queste guance rosse della donna trasmettono un'emozione. Noi tutti vedendo questa foto del quadro diciamo che bello, che bella questa emozione che ci trasmette, e vediamo comunque questa figura che originariamente era rappresentata in un quadro è stata peraltro talmente tanto di successo che è stata trasposta da Klimt in altre sue opere, per esempio in un fregio famosissimo nel Palazzo della Secessione a Vienna. Questo perché le persone andavano proprio alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, a vedere queste opere e sospiravano, e proprio gli piaceva ritrovare se stessi in questa figura che ormai ha un tempo non calcolabile, rimarrà fissa così per l'eternità, simboleggerà questo sentimento. E questa è una cosa che a me ha colpito molto, al di là ovviamente delle decorazioni, di questa tipologia di decorazione che il quadro esprime. Più che una rappresentazione di figure, noi vediamo molta decorazione, però trasmette anche tantissimo sentimento. E con questa piccola pillola di arte oggi vorrei salutarvi. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!